di un poeta versano che si chiamava Muzaffar Sfarzadeh. Al momento in Francia c'è stata una specie di successo di letteratura persana, con Cagliano per esempio, e c'è stato dunque questo poeta versano che ha scritto l'XI secolo, dunque. Un mio zio era stato tradotto in francese, un mio zio ha avuto la traduzione in francese e ha tradotto quel corso. E ha proposto un manoscritto. Perché? E ha pubblicato questo manoscritto, dunque è interessante, io non ci so più nulla, io non faccio che presentare. È interessante perché la sola traccia che ci resta di questo poeta versano è il corso. Perché la traduzione francese è smarrita, non esiste più. Boligard è un paese che tu conosci. Dunque c'è la prova che un corso ci può portare. C'è un'età d'oro di un corso. C'è un'età d'oro di un corso. C'è un'età d'oro, sì, in tutti i casi in Boligard è stato un corso. E per questo che penso che c'è una specie di miscuglio tra che o è sbocciato già, sino ad sbocciare, tra la tradizione e qualcosa di nuovo che per ora non conosciamo mica. Penso che c'è da pensare di noi che la letteratura e la scrittura è qualcosa di personale. È qualcosa di personale. Allora c'è la lì a cui sicuramente con Bobo, ciò che lui gira, ma quello che scrive si trova davanti alla sua pagina e scrive qualcosa che non appartiene che a lui. E sicuramente lui ha un contatto con tutto ciò che lo circonda, ma l'atto di scrivere di qualcosa di veramente personale. E non c'è mica troppo pensare a lei, a cultura. A lei si fa così, o non si fa, ma quando a lei nasce così, non c'è bisogno di voler veramente trovare una specie di contatto con. C'è questo il pericolo, di va di una certa epoca, a un momento dato, una specie di riferenza e che non potrà mai sopranare, come se la fosse questa a limite completa, sarebbe un pericolo. Penso che da strada che domanda di una provocazione, perché si un provocato.